Parte domani la campagna elettorale dei grillini, folto il programma di 200 pagine compilate grazie a segnalazioni e istanze dei cittadini via web e ai banchetti. Ed è al via anche la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Il programma di ben 200 pagine ha preso forma soprattutto grazie ai suggerimenti dei cittadini. L'appuntamento è fissato per domani, la sede è a Palmanova. Da lì partirà la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Obiettivo fare da terzo incomodo al PD e al PDL alle prossime elezioni regionali. Non sarà una campagna onerosa, 1.000 euro finora la prima donazione dai compagni di movimento della Sicilia, ma in gran parte basata su internet e l'utilizzo dei social network. La rete sicuramente fungerà da collante a tutto il resto delle azioni, perché la rete deve essere quello che lascia traccia di ciò che noi facciamo, in maniera che vi sia la trasparenza anche nella nostra campagna elettorale. I grillini si presentano con un programma nutritissimo, 206 pagine compilate grazie a istanze e segnalazioni dei cittadini, giunte attraverso non solo la rete ma anche i banchetti piazzati nei principali centri dei capoluoghi. Il nostro programma sarà un work in progress, continuo, per cui abbiamo fissato alcuni punti che noi chiamiamo semafori verdi e che hanno avuto la maggioranza da parte dell'Assemblea. Il libro dei cittadini resterà aperto a qualsiasi aggiustamento e integrazione nel corso della campagna elettorale. Rimarrà aperto sia durante la campagna elettorale ma anche dopo. L'idea è di continuare ad accettare istanze dei cittadini. Tra gli impegni presi quella della riappropriazione dei beni comuni, il taglio dei costi della politica e i temi ambientali. La messa in sicurezza è una riqualificazione del territorio, oltre che quella che noi riteniamo abbia comunque delle ricadute sia sull'edilizia che sull'ambiente, quella della riqualificazione degli edifici. A lanciare la volata l'arrivo del comico Grillo previsto per fine gennaio. E ora trasferiamoci a Pordenone, provincia, per parlare di gioco d'azzardo in aumento e sempre più coinvolti pensionati e donne. E dal 1°